Allora, l'ultima cosa che abbiamo preparato è un video, e io vorrei invitare Eligio D'Ambrosio. Eligio D'Ambrosio è una persona che ho avuto modo di conoscere diversi anni fa, molto squisita, alla mano. Lui tutta la vita ha fatto l'imprenditore edile e quando è andato in pensione gli è venuta la voglia di realizzare delle sculture di pietra. Lui è di Castiglione di Strada e veramente nel suo giardino ha fatto delle opere incredibili, pietre alte fino a 2 metri e mezzo, no? Lì la sua giornata è dedicata per fare queste sculture. Numerose sono legate naturalmente soprattutto alla nostra cultura friulana. Poi lui è un alpino anche, quindi anche alla vita e alla storia degli alpini. Durante il periodo estivo vive anche in Val Raccolana, e in Val Raccolana ci sono numerosissime sue opere sia lungo la valle che anche diciamo in alta quota e nei rifugi. Tantissime, lui ha una produzione incredibile, passano 15 giorni, passo da lui e vedo delle cose nuove, insomma, e mi chiedo come mai in tempi così brevi riesce a fare queste sculture. Come si dice in friulano, la marca al clap, no? E naturalmente non molla. Devo anche dire che la moglie Loredana diciamo, è molto paziente, gli sta vicino e gli dà anche un particolare supporto, soprattutto per quanto riguarda i motti delle meridiane. Per questa occasione noi come Circolo dell'Arca abbiamo voluto fargli un particolare omaggio in riconoscenza di questo suo lavoro. Abbiamo voluto preparare un video che adesso ve lo faremo vedere, dura 16-17 minuti ed è stato montato da Beppi Bozzan. I testi sono stati scritti dalla moglie Mary, che abbiamo qua, ci sta anche filmando adesso, che sono amici anche di Eligio e siamo diventati amici anche noi. Su questo video vi verranno presentate 15 sue opere sia in cotto che in pietra, che ha realizzato Eligio su palazzi, su case, su chiese e anche su campanili, quindi non poco, musicato e commentato e con le belle immagini sia fotografiche che naturalmente di ripresa video. Poi in questo video, per chi lo volesse, si trova anche per 10 euro in vendita qui al banco nostro del cinema. Io parli dopo e vi devo dire che Eligio non ha visto il video, quindi è una sorpresa anche per lui, non sa cosa abbiamo fatto con Beppi Bozzan, e guardiamolo con attenzione e poi sentiremo magari il commento di Eligio. Va bene, allora possiamo partire direi con il video che non dura molto e vi invito a guardarlo con attenzione.
Eligio D'Ambrosio vive a Castionstistrada. Da quando è andato in pensione ha scoperto la sua abilità di scultore ed artista della pietra. Autodidatta, da anni si dedica alla scultura. I temi che Eligio predilige sono la raffigurazione della storia e del costume friulano e le immagini legate alla tradizione delle truppe alpine. La sua passione per le tematiche sul corpo degli alpini, in particolare per la divisione Iulia, ne fa uno degli esempi in Italia di alpino scultore degli alpini. Con l'amico Eligio D'Ambrosio da diversi anni per realizzare meridiane molto particolari. Io sono di Aiello e come penso molti di voi sappiate, Aiello è il paese delle meridiane. Ora in Eligio è nata anche la passione per le meridiane. Due sono i materiali prediletti, le lastre di cotto e la pietra. Tante sono le meridiane costruite con questi materiali e dislocate dalla pianura alla montagna del Friuli. Ve ne presentiamo alcune. Adiacente alla chiesa di Vicinico, in casa Ronuti, Eligio ha posto una meridiana in cotto. Un grande sole a forma di girasole sovrasta il quadrante coronato dagli animali domestici e dai frutti della terra. La meridiana, data la sua particolare esposizione ad ovest, con lo stilo dell'ognomone, segna l'ora sul quadrante, dalle 12 a tramonto. Il suo motto, infatti, è: se soleli non è, non fervere con te. se non c'è il sole, non parlo con te. A Castionstistrada, sopra la porta di entrata di casa Gloazzo Pacchetti, è stata collocata una meridiana in cotto. Il quadrante è avvolto da un trancio di vite con tanti grappoli d'uva e dal motto Tempo, vino e vite, miglior le qualità da quantità. tempo, vino e vita, meglio la qualità della quantità. A Paolis, sulla parete della casa Cicotti, una meridiana in cotto, la stella sormontata dai segni zodiacali che simboleggiano il cielo. Il motto recita: Le granie del tempo a ingroppe i riguardi. la bugliata del tempo annoda i ricordi. A Morsano di Strada, in casa Portelli, la meridiana in cotto è caratterizzata dalla figura dell'oca in compagnia del cane. Entrambi sono intenti a guardare le rondini simboleggianti la primavera. Il motto, come molti altri, è di Loredana, moglie di Eligio, e recita: Tendi voli c'è che tu violis e c'è che tu has. tieni sott'occhio ciò che tu vedi e ciò che tu hai. In Val Rocolana, a Poggiolar, luogo del Pozzo, c'è un vecchio edificio che durante la prima guerra mondiale era stato adibito ad ospedale. Sulla parete in pietra dello stesso è stata posta da Eligio una meridiana in cotto. Per lo stilo è stato utilizzato un paletto che sosteneva i cavalli di Frisia, recuperato sui monti circostanti, luogo di tante battaglie. I due angeli raffigurati portano in dono il vino della pace. Il suo motto dice: Giolti il biel, caldore poco. godi ciò che è bello perché è di breve durata. La statua, scolpita in pietra, rappresenta la Madonna seduta in trono con Gesù in braccio. È il simbolo di Castelmonte. Il santuario sorge come complesso fortificato in cima al monte e si è ampliato nel corso dei secoli fino ad assumere l'aspetto attuale. Sul campanile è stata collocata la meridiana in pietra scolpita da Eligio.
quadranti solari sovrapposti caratterizzano questa meridiana, uno a ore canoniche ad indicare i momenti della preghiera nel corso della giornata dei frati cappuccini e uno esterno con le ore moderne. Il motto voluto dalla comunità dei frati è in latino: Sicut stella mattutina, in medio nebulae. come la stella del mattino che appare in mezzo alle nubi. Dalla valle dove l'Isonzo scorre lentamente, alzando lo sguardo, appare sull'altura il complesso monastico del Monte Santo, che raso al suolo durante la Prima Guerra Mondiale è stato ricostruito poco a poco. L'attuale basilica è stata consacrata nel 1932. Eligio ha scolpito in pietra d'Armesina la meridiana a 2 quadranti solari sovrapposti che segna le ore canoniche e le ore moderne. Assieme ad Aurelio Pantanali ha lavorato per collocarla sulla parete sud della chiesa. Vedete perché se Avocasio Gospod Aurelio Pantanali in razposedjenju sovjetnikov da Il 21 giugno 2009, giorno del solstizio d'estate, in occasione della ricorrenza dei 470 anni dell'apparizione della Madonna sul Monte Santo, con una solenne cerimonia è stata impartita la benedizione da parte del vescovo di Capodistria, Monsignor Method Philip, per l'inaugurazione della stessa. Il motto della meridiana è: Maria, stella vite nostre, tu es. Maria, sei la stella che guida la nostra vita. Nella verde Umbria, in provincia di Perugia, nella rigogliosa e fertile pianura presso il lago Trasimeno, su di una breve altura, si erge Agello, un piccolo borgo medievale. Eligio, legato da sentimenti di amicizia con alcuni agellesi, ha voluto donare una bella meridiana in pietra al borgo, collocandola sulla parete dell'antico palazzo Vigio. Numerose sono state le fasi di preparazione necessarie alla posa. Finalmente la meridiana in pietra auresina dal peso di 200 kg è pronta per l'inaugurazione. Il 4 agosto 2009 l'evento è stato allietato dalla banda Gioacchino Rossini di Castios Strada, gemellata con quella di Agello. Sul quadrante è stato riprodotto lo stemma comunale di Agello con inciso il motto Lux me regi. La luce mi guida. Non si può dire che non sia singolare questa meridiana che Eligio ha scolpito in pietra di Verzellis dal naturale color rosato. Egli con questa scultura ha voluto ironizzare sulla filosofia del tempo. Il motto ne è una conferma. Al tempo e al culo, nessuno mi comanda. Al tempo e al culo nessuno può comandare. Farmanova, città fortezza rinascimentale voluta dalla Repubblica di Venezia. In Piazza Grande, accanto al Duomo Dogale, c'era un'antica meridiana che nel 1925 è stata rimossa. Eligio ha avuto il compito di sostituirla con una nuova. In un unico blocco di marmo dal peso di 9 quintali, egli ha scolpito in bassorilievo il leone marciano con la spada sguainata, pronto a difendere i baluardi della città stellata dall'invasione dei turchi. La lastra, dopo la lavorazione, è stata trasportata in piazza per essere collocata sul campanile.
Un lavoro non privo di difficoltà, anche perché si è dovuto ancorarla all'interno dello stesso. L'ultimo tocco è stato dato da Orlando Zorzeron, che ha sistemato l'ognomone. La meridiana, così completata, è pronta per far bella mostra di sé sul campanile del Duomo in Piazza Grande. Nella parte superiore della meridiana è inciso il motto di Palma, in hoc signo tutta. Sotto questo segno sei sicura. Sotto, sul quadrante, sono state incise le linee delle ore, la linea equinoziale, la curva dei solstizi e la curva lemniscata. Il suo motto è Lux me regge. la luce di vita. Nel parco delle pietre date Eligio ha collocato anche la meridiana universale, il globo in bianca pietra d'Istria, ricavato da un unico blocco, ha un diametro di 140 cm. Sulla sua superficie Eligio ha scolpito tutti i continenti della Terra. Il globo, sostenuto da un robusto supporto, è stato opportunamente inclinato ed orientato in modo da essere uno strumento gnomonico. Molto più complessa è la meridiana universale di Aiello. Il globo in pietra bianca d'Istria è attorniato da 7 sfere più piccole che simboleggiano i pianeti tolemaici. Osservando la linea di demarcazione tra la superficie d'ombra e quella illuminata, possiamo individuare dove sorge il Sole e dove tramonta e in quale stagione ci troviamo. Se il polo nord è completamente illuminato, siamo in estate. Facendo scorrere lungo un parallelo del globo un apposito strumento a forma di lama, si individua il mezzogiorno solare nel punto in cui lo strumento non proietta alcuna ombra né a destra né a sinistra. Da questo punto sul globo che individua il mezzogiorno si possono conoscere tutte le ore della giornata verso l'aurora e verso il tramonto, e anche di quante ore è composta la giornata diurna. Ad esempio, alle nostre latitudini, la giornata diurna dura oltre 15 ore al solstizio d'estate e meno di 9 durante il solstizio d'inverno. La meridiana analematica a quadrante d'azimut, costruita da Eligio in pietra da Aristelli in cotto, è sicuramente tra i 20 orologi solari esposti nel cortile delle meridiane del Museo di Aiello la più ammirata. È consultata soprattutto dai bambini che, ponendosi nel giusto punto della scala delle date, funzionando da stilo, forniscono l'ombra per indicare l'ora. Sul quadrante è inciso il motto Sine Sole Sileo, se non c'è il sole sono muta. Dopo aver stabilito la forma e le dimensioni, si dà via alla preparazione della meridiana. A Castel di Strada, nel capannone di Eligio, su un grande foglio di plastica, dopo gli opportuni calcoli, si è proceduto all'inserimento degli elementi che caratterizzeranno il quadrante solare. La stadera serve a ricordare il lavoro che svolge il proprietario della casa, venditore di bilance, ma soprattutto fa da segno zodiacale per l'equinozio d'autunno. L'asta della stadera si identifica con la linea equinoziale ed i numeri che indicano i chilogrammi della bilancia segnano le ore solari, le cui linee sono tracciate in base alla declinazione della parete scelta.
Ad Aiello, sulla parete della casa di Stefano Freck, Eligio si appresta a collocare la meridiana con tutti i componenti in cotto precedentemente preparati. La parete però non è mai illuminata dal sole e perciò è necessario sistemare uno specchio disposto in un punto dove possa ricevere la luce del sole. Quando il raggio del sole colpisce lo specchio, questo riflette sul quadrante una piccola macchia di luce che indica le ore solari. Questa, spostandosi continuamente, segue il corso del sole. Perciò la meridiana è definita meridiana riflessione. Il suo motto è: il tempo più bello non pesa nulla. il tempo più bello non pesa niente. Siamo sempre affascinati ed incantati quando ammiriamo le diverse meridiane poste sulle pareti delle case, ma non ci soffermiamo mai a considerare il lavoro e l'impegno necessari all'attuazione delle stesse. Un grazie dal Circolo Culturale Navarca di Aiello ad Eligio D'Ambrosio per il suo grande impegno e amore per le meridiane. Insomma, era doveroso nei confronti di questo personaggio friulano dedicare questo filmato dopo tanti anni di lavoro su queste opere economiche. Io credo che vi siate resi conto che per fare ogni opera ci vogliono decine e decine di ore. Lui si alza molto presto la mattina e torna a pranzo tutto impolverato. Vero? Sì. Lascio il microfono a te. Puoi parlare parlare? Sì. No, parlo in italiano perché sono diversi pronunciati. Così mi capisco meglio. Comunque mi avete pregato. Io sono una persona che quando mi viene in mente di fare qualcosa, che sia nel parlare, nel costruire, io vado avanti, che sia bella o brutta quello che succede. Ma adesso sono costretto a comportarmi bene. Sono costretto a comportarmi bene. E dopo qui avete fatto un sacco di commenti, di cose bene. Chiedete invece a mia moglie, i miei difetti, vedrete che se andiamo sulla medaglia metà e metà. Metà e metà. No, grazie a Dio vi ho conosciuto, no, sì, Aurelio, Becky, la moglie, Neri, e dopo Giorgenoni, e dopo tantissime altre persone, no? Ho avuto la fortuna insomma di avermi per mano e così camminiamo assieme, ecco. E quello è molto importante. Sono andato in pensione, allora come ha detto prima sono andato in pensione e cosa devo fare? Perché se rimanevo a casa, figurati, il personaggio come me, tormentavo mia moglie. Allora mi sono messo a far conto, no? E mi sono messo così a scherzare un pochettino. Infatti il primo lavoro che ho fatto molto amico, che sono molto diverti, ma se non è vero, sono tanti, perché quella per me è la poesia più bella per il mondo. E allora, diciamo che quando ho cominciato a lavorare, potete soltanto immaginare, eravamo negli anni 50, appena finita la guerra, a scuola, figuratevi, se non si andava con la moto, si andava a moto, perché era tedesco, partigiani, cosacchi e una roba e l'altra, di modo che noi non abbiamo avuto la possibilità di andare a scuola, distribuirci e tutto il resto. E dopo siamo cresciuti piano piano, andando nelle famiglie, perché nel 60 mi sono congedato, mi sono messo a fare l'artigiano e allora devi metterla, cassola e martello, no? Non è niente proprio, erano anni che non avevi niente. E lì dovevi scoprire il mondo, perché quando andavi nelle famiglie, lì conoscevi i problemi delle famiglie, le difficoltà, conoscevi, perché la maggior parte erano tutti migranti, specialmente i priori, no? E allora quando andavi nelle famiglie non potevi imbrogliare, perché la cosa migliore, la cosa più importante, che era quella volta, era quella
avevi i soldi di pagare l'operaio, ecco che allora eri felice. Sì, perché sono stato in Svizzera un paio di stagioni e lì la prima cosa che ho notato che quando arrivavi i primi del mese pagavano subito, no? Allora ho detto bisogna essere un po', perché qui non si era abituati a tirare soldi quando si pagava, no? Anche adesso forse, ma comunque siamo cresciuti con niente, siamo cresciuti. E allora ogni volta abbiamo imparato ad operare gli attrezzi, a conoscere le persone, abbiamo imparato a conoscere la cultura nostra e le nostre tradizioni, e infatti io cerco di buttare le nostre tradizioni, la nostra cultura, no? Donatori di sangue e varie attività, insomma, no? Cerco di buttarle sulla pietra, così sulla pietra rimangono, anche le rilotte, e poi le poesie di mia moglie, no? Ho un diavoletto di moglie, l'ho provato a immaginare, le dico moglie, no, fammi una poesia che devo mettere sulla donna, sui donatori di sangue, che ne so io, no? Allora lei mi dice aspetta un paio di giorni e dopo te la faccio, no? Cosa fa? Lei fa la poesia ma non la scrive, no? La fa mentalmente, ma mica una strofa, ma 7, 8, 10, 12 strofe, e lei mentalmente mi fa le poesie, mi fa, no? E allora le dico qualche volta, ma hai fatto la poesia? Non ancora, mi dice lei, no? Ho ancora qualcosa da correggere, no? E la corregge mentalmente, no?